Buonasera a tutti, anche questa domenica siamo qui con voi, noi dei Rami dell'Ulivo. Io Cristina, Brian? Tiziana? sì, Tiziana diciamolo, è come vi abbiamo spesso detto a Bassano dalla sua cara nonna, e però è sempre comunque partecipe con noi. E vi ricordiamo che noi dei Rami dell'Ulivo trasmettiamo da via Castelfranco Veneto 85/2 in Pordenone, per la precisione dalla chiesa Assemblea di Dio. In questa chiesa, nella nostra chiesa, vi invitiamo alla nostra funzione domenicale che avviene dalle 9 alle 11 e saremo, come sempre vi diciamo, gioiosi di accogliervi. Amen. Allora, anche oggi abbiamo una meditazione, una bella meditazione speciale, diciamo, tratta da Brian. Sì, Luca 5 dall'1 all'11. Bene, a te la lettura, Brian. Eccoci qua. Allora, Gesù chiama i suoi primi discepoli, la pesca miracolosa. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le reti per pescare». Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti». E, fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Amen. 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 Oggi vediamo questo brano del Nuovo Testamento che ci racconta l'incontro di Gesù con quelli che saranno i suoi discepoli, coloro che per lui abbandoneranno ogni cosa, lasceranno trasformare la loro vita dalla sua parola, vivendola fino in fondo, e daranno a tutti gli uomini la possibilità di conoscerla. Vediamo che Gesù vede due barche ferme a riva con dei pescatori che lavavano le reti e chiede a Simon Pietro di scostare una barca dalla riva. Poi si sedette nella barca e insegnò. Una riflessione mi viene da questa immagine. La barca era ferma a riva, non stava pescando. Mi viene il paragone con la nostra vita. Quante volte noi siamo fermi a riva, non stiamo facendo niente della nostra vita? Ci sono dei momenti così. Noi siamo fermi, siamo in parcheggio. Ed ecco che arriva Gesù e ci dice: «Vieni, scostati dalla riva, mi servi, io ho bisogno di te, prendo io il controllo». Poi vediamo che Gesù, finito di insegnare alla folla, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le reti per pescare». Allora, immaginiamo la scena. I pescatori stavano lavando le reti e hanno ascoltato gli insegnamenti che Gesù stava dando alla folla. Io immagino che siano rimasti molto colpiti e soprattutto hanno creduto. Infatti, nel versetto 5, Simone risponde a Gesù: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti». Allora, non avevano pescato nulla in tutta la notte,
Per un pescatore la pesca è la sua fonte di vita. Non pescare nulla è un grande fallimento. Immaginiamo, la frustrazione di Simone doveva essere grande. La sua speranza era azzerata. Simone era un pescatore esperto e stava lavando sconsolato le sue reti vuote dopo tanti sforzi. Era assegnato, come ognuno di noi, quando è disilluso, quando tocca con mano la sua impotenza. Gesù si avvicina a Simone mentre è in questa situazione. Come fa con noi oggi? Si avvicina a noi, a ognuno di noi, nelle nostre debolezze, nei nostri fallimenti, quando ci sentiamo sconfitti, senza speranze. Lo fa con amore, con compassione. Ci dice: ascoltami, vieni a me, ripartiamo insieme. E noi, come Simone, dobbiamo essere pronti a fidarci, ad essere disponibili a un cambiamento, ad affidare la nostra vita a Gesù, a ricominciare sotto la sua guida. Amen. Amen. Benissimo, allora abbiamo lasciato Pietro che risponde immediatamente, nonostante sia un pescatore esperto, alla richiesta di Gesù. E questo mi fa pensare, dimmi anche tu Brian, io parlo, poi tu dai i tuoi commenti. Sì. Mi fa pensare che questa parola che Gesù aveva dato, no, alla folla salendo nella sua barca aveva fatto breccia nel cuore di Pietro, perché per aver ubbidito così immediatamente lui aveva già percepito qualcosa. E cosa succede? Vuoi leggere tu, Brian? Sì, allora Simone gli rispose: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Ecco, al comando di Gesù, quando noi rispondiamo al comando di Gesù, vediamo che avviene il miracolo. Un miracolo. Forse noi che non conosciamo veramente la vita dei pescatori non ci rendiamo neanche conto di che miracolo è avvenuto, ma ci viene anche spiegato che effettivamente i pescatori uscivano di notte, perché sappiamo che i pesci di notte vengono più a galla, e quindi è ancora più miracoloso il fatto che questa pesca sia avvenuta la mattina. Ma questo perché è successo? È successo perché Gesù era nella barca. E la prima meditazione, il primo pensiero, meditazione è una parola grossa, che mi viene da fare, cari ascoltatori, è che è proprio vero, tante volte noi nella vita ci affanniamo, abbiamo dei problemi, abbiamo delle situazioni da risolvere, facciamo quello che umanamente possiamo, ma una cosa solo conta: che Gesù salga sulla nostra barca, che Gesù entri nel nostro problema, perché solo Lui può risolvere ogni problema. Quando Simone ha risposto positivamente alla richiesta di Gesù di buttare le reti, ha permesso proprio a Dio di entrare nella sua vita. E infatti c'è stata questa pesca incredibile. E vediamo proprio che Simone, oltre che rispondere positivamente proprio al comando di Dio, di Gesù, scusatemi, proprio ha capito che si trovava di fronte non una persona qualunque. E difatti cosa dice? Dice: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Ecco, questo mi dà da pensare che Pietro era Simon Pietro, perché diciamolo, qui Luca prima parla di
Pietro, noi normalmente parliamo di Pietro chiamandolo Simone. Dopo la pesca miracolosa, Luca, l'evangelista Luca, aggiunge al nome Simone anche Pietro, e che secondo me anche questa cosa ha un significato. Cioè, io la vedo, questa è una mia interpretazione personale, sia ben chiaro, che proprio nel cuore di Pietro era già successo qualcosa. Non per niente lui si getta ai piedi di Gesù e dice: allontanati da me, Signore. Quindi riconosce che si trovava di fronte al Signore, perché io sono un peccatore. Qui vediamo, possiamo dirlo, la conversione di Simone, che non per niente, secondo me, questa è una mia interpretazione, prendetela chiaramente con le pinze, perché è una mia interpretazione personale, sia ben chiaro, da Simone possiamo dire che diventa Pietro, Simone Pietro, e quindi comincia una nuova vita. E cosa succede nel frattempo con in questa immagine? Vediamo che tutti, non solo Simone, non solo Pietro, sono colti da spavento, ma tutti quelli che assistono a questa pesca miracolosa. Nel particolare, qui andiamo avanti, Brian. Sì, versetto 9, perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. 10, e così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Ecco, poi noi sappiamo che il Signore Gesù ha chiamato queste persone, no? A lavorare per loro. Quindi qui ci troviamo di fronte all'incontro di Simone con Gesù, possiamo dire alla conversione di Simone, perché lui si butta a terra e dice, lo riconosce, si riconosce peccatore. E non solo, ma il Signore non chiama solo Simone, ma chiama anche i suoi soci. Allora io così umanamente ho avuto questo pensiero, no? Nel leggere questo brano. Mi sono detta, allora, Simone era socio, no? Di Giovanni, però Gesù ha deciso di salire sulla barca di Simone. Poi c'è stata questa pesca miracolosa e tutti sono venuti ad aiutare. Ecco, questo mi ha dato da pensare alla chiamata personale che ha ognuno di noi. Simone era stato scelto proprio per una chiamata particolare, ma vediamo che il suo socio, i suoi amici, coloro che lavorano e che lavoreranno con Gesù, io umanamente, non so tu Brian, non so tu Tiziana, forse, è vero, loro erano soci, quindi il guadagno della pesca sarebbe stato diviso, però loro non dimostrano, oppure comunque non ci viene detto che sono in qualche maniera così infastiditi dal fatto che Gesù sia salito nella barca di Simone, ma anzi, quando hanno visto questa pesca miracolosa, si sono tutti dati da fare insieme per salvare questo pesce. E questo mi ha dato da pensare un po' a quello che siamo noi. Ognuno di noi ha una chiamata. Il Signore decide di chiamare ognuno di noi in maniera diversa, ma tutti insieme siamo chiamati a collaborare per questa grande pesca, senza gelosie, senza fastidi, ma collaborare insieme. Io penso che Gesù è stato proprio colpito da questi uomini proprio per questo, perché insieme hanno cercato di salvare questo pesce, hanno riempito tutte le due barche, poi sappiamo, però nessuno è stato così a guardare dicendo ma perché Gesù è salito in quella barca, non è salito nella mia, ma poteva scegliere me, invece no, tutti insieme hanno collaborato, e questo mi parla anche
dell'unità che noi credenti dobbiamo avere, ognuno con il suo ruolo, ognuno nella propria posizione, insieme per pescare, insieme per cercare di diffondere l'Evangelo, insieme perché, come ha detto Gesù a Pietro, non temere Pietro, io ti farò pescatore di uomini, perché poi alla fine è questo il nostro grande mandato, di ricevere Gesù nella nostra barca, di accettarlo nella nostra vita, ma di collaborare insieme con pace, con amore, con vera fratellanza per un unico fine, diffondere l'Evangelo. Ecco, cari fratelli, abbiamo finito. Io penso di aver... Tu hai qualche pensiero su questo? No, Per sinceramente io no, completare? Cri, guarda, mi è piaciuto molto quello che hai detto veramente in questa parte finale, è stato molto profondo, secondo me mi ha toccato parecchio, grazie. Beh, diciamo che Tiziana, insomma, è stata molto Sì, esaustiva sì, 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 sì. e quindi veramente collaboriamo insieme, chiediamo al Signore veramente, anche voi cari ascoltatori, se non siete credenti, noi vi invitiamo proprio, come ha detto la nostra sorella Tiziana nel suo commento, nella sua meditazione, ad accettare Gesù nella Mm, vostra mm. vita, perché Lui verrà a risolvere tante cose, verrà a salvarvi, verrà a ingaggiarvi, verrà a ricominciare dal punto in cui siete un'altra vita, un altro percorso. E a chi è già credente, aiutiamoci, veramente cerchiamo di superare la nostra carnalità, di stare insieme, di stare vicini e di collaborare a questo grande mandato, perché qui si parla della chiamata, il cui scopo però è il grande mandato, perché dobbiamo dirlo, qui c'è il mandato dei discepoli e comincia anche, diciamo, la missione di Gesù, che noi sappiamo si concluderà alla croce, perché Gesù è morto, è andato a morire in croce per salvarci dai nostri peccati, ma non è solo morto, il terzo giorno è risuscitato e Amen. oggi non per niente abbiamo pensato proprio alla sua risurrezione perché, cari ascoltatori, buona Pasqua! Amen. Oggi Buona Pasqua. Gesù si ricorda la risurrezione del nostro Signore, che è morto in croce ma è risuscitato e vive ed è presente nella nostra vita. E così, prima di aprire la linea di preghiera, vogliamo lasciare il nostro numero. Eccoci qua, allora il numero è... Allora, il numero della linea di preghiera è 351 35 35 835. Ecco, il nostro numero è un numero di riferimento, Esatto. però noi vi consigliamo sempre di usare quest'altro numero. Esatto, che è invece 389 681 2922. Che è il numero del nostro pastore, Amen. che è veramente un uomo di Dio che potrà introdurvi in questa nuova vita, quindi usate questo numero. Amen. E niente, a proposito proprio del fatto che oggi non possiamo dimenticarci che Gesù si ricorda che Gesù è risorto perché Gesù è vivente, vi vogliamo lasciare con questa lettura che parla proprio di 3 donne che andavano al sepolcro per ungere Gesù, come veniva usato a quei tempi. Ma queste 3 donne avranno una sorpresa. E dopo questo brano, un cantico cristiano che parla proprio della resurrezione, proprio di questa lettura. E noi vi aspettiamo le vostre telefonate fra qualche minuto nella linea di preghiera. A presto! Luca 24, 1-10. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparati. E trovarono che la pietra era stata arrotolata dal sepolcro, ma quando entrarono non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro 2 uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite, chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea.
dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Esse si ricordarono delle sue parole. Amen. Bene, allora li lasciamo con la canzone, no, Cri? Sì. A Benissimo. presto sulla linea di preghiera. Cos'è stato? Un terremoto? Comunque sia, andiamo via. Paura o meno, già spunta l'alba. Corriamo da Gesù. Abbiamo unguenti, portiamo aromi. Ma lì alla tomba come faremo a far rotolare la grande pietra? Ma chi ci aiuterà? Quanta luce che veste bianca, è proprio un angelo del paradiso, seduto sopra la grande pietra che lui ha messo giù. Chi cerca te, il Signore non c'è più. Chi cerca te, donne andate ad annunciare. È risorto sì il Signore che era morto e stava qui. È risorto, annunciate questa immensa verità. Cosa dici? Che paura, che gioia immensa, il cuore scoppia, sì corriamo, ma che diremo? Nessuno crederà. Chi cerca te, il Signore non c'è più. Chi cerca te, donne andate ad annunciare. È risorto sì il Signore che era morto e stava qui. È risorto, annunciate questa immensa verità. Gesù risorto è troppo bello, la storia cambia, è tutto nuovo, lo annunceremo a tutto il mondo, ma il mondo crederà. Ma dove andate con gli aromi in mano? Perché tornate indietro? Cosa è successo? Suona tomba dei te, perché tornate indietro? Maddalena, non chiederci di più. Maddalena, il Signore non c'è più. Che faremo? Ma che dire? Eccoci, siamo di nuovo in diretta e desideriamo condividere i nostri auguri con voi, cari ascoltatori, in particolare a Serena. Facciamo tantissimi auguri Amen. di buona Pasqua, che Dio ti benedica, Serena. E Tiziana, vuoi fare un... Buona Pasqua Serena, oggi buona Tiziana... Pasqua a te e a tutta la tua famiglia. Tiziana è particolarmente contenta, gli hai fatto un bellissimo regalo. Ebbene, abbiamo anche delle richieste di preghiera. La prima ci proviene dalla sorella Annedi, che chiede di pregare per... Una cara amica Una che ca- ha deciso di aprire il suo cuore al Signore oggi. Amen. Allora, io pregherò per questo e Ok. tu, Brian, mi dicevi che ti sentivi di pregare. Sì, vorrei pregare per l'unità della Chiesa, per l'unità tra i fratelli, e di parlare, cioè di pregare al Signore quello che hai detto tu prima, ossia di essere tutti quanti in un comune accordo, in uno stesso sentimento. Ecco. Amen. Amen. Allora, apriamo la preghiera per l'amica di Annette. Amen. Oh Padre, in questa giornata speciale, la giornata che ricorda il giorno della tua risurrezione, che ci ricorda che tu sei un Dio sì che è andato a morire in croce per noi, per i nostri peccati, per salvarci da noi stessi, dal nostro peccato, Signore, ma al terzo giorno sei risuscitato. Ti vogliamo ringraziare e benedire, vogliamo presentarti questa cara amica di Annedi, che oggi ha scelto, ha deciso, ha chiesto
di aprire il suo cuore a te. Signore, te la vogliamo consegnare perché è un'amica di Annedi, un'amica. Annedi sa tante cose di lei, ma tu la conosci fin dal grembo materno. Tu sai ogni cosa, tu conosci il palpito, ogni palpito del suo cuore e quindi te la vogliamo consegnare. Custodisci questa decisione, Signore, aiutala, rafforzala, Signore, che lei abbia desiderio, non un desiderio emozionale, ma un desiderio che continua nel tempo affinché possa veramente intraprendere una nuova strada. Ti chiediamo, Spirito Santo, di toccarla, di preservarla dal male, da tutti gli attacchi, Signore, che possono provenire quando uno fa una scelta di questo genere, Signore. Signore, ti ringraziamo per lei e così semplicemente te la consegniamo. Grazie per la sua vita, grazie per tutto quello che farai per lei. Grazie per il suo cuore, perché tu conosci ogni cosa di lei, Signore, ma sei morto per salvarla dal suo peccato e per dargli la vita eterna. Benedicila, Signore. Ti ringraziamo e ti benediciamo. Nel nome di Gesù abbiamo pregato. Amen. Amen. Sì, Signore. Grazie, Signore, di permetterci come sempre di venire davanti a te, Signore. Signore, ti chiediamo veramente di pulirci di ogni peccato, Signore. Signore, vogliamo veramente venire davanti a te, Signore, per dirti, Signore, e chiederti, Signore, di aiutarci, Signore, ad essere uniti, Signore. Di essere, Signore, persone senza invidia, Signore, senza gelosia, Signore, senza spirito di parte, Signore, senza pensieri gli uni contro gli altri, Signore. Aiutaci, Signore, invece a essere in verità e in spirito con te, Signore, e con il fratello, Signore, o la sorella, Signore. Aiutaci, Signore, a fare le cose come devono essere fatte, Signore, come tu vuoi che noi le facciamo, Signore. Signore, ti prego, da soli non ce la possiamo fare. Per controllare le emozioni e i pensieri, Signore, serve lo Spirito Santo. Perciò, Signore, ti chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo in questo momento, Signore. Ti chiediamo che possa scendere con potenza, Signore, su di noi, Signore. Nuovamente, Signore, rinfrescarci, Signore. Darci la potenza, Signore, dello Spirito, Signore. Ti prego, Signore, aiutaci, Signore. Dacci questa forza, Signore. Dacci questa saggezza, Signore, questa intelligenza, Signore. Questo anche guardare oltre le offese, Signore, guardare oltre ogni cosa, Signore, e non cercare di offendere il fratello, Signore. Aiutaci, Signore, a creare un clima di pace, Signore, perché dove c'è la pace, lì tu sei, Signore. Grazie, Signore, perché sappiamo che sei un Dio santo, Signore, e sei un Dio anche potente, Signore, onnipotente, onnipresente e onnisciente. Ti prego, Signore, fa sì che questo, Signore, questa preghiera, Signore, sia veramente realizzata, Signore, nel nome del tuo potente Figlio Gesù, Signore. Grazie, Signore, ti abbiamo pregato. Amen. 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 Allora, cari ascoltatori, anche questa sera siamo in chiusura. E che Dio vi benedica. Amen. Gesù è risorto. Amen. Amen. E quindi anche questa sera desideriamo darvi appuntamento alla prossima settimana per le 18:30. Ma Brian vuole aggiungere qualcosa? L'unica cosa che volevo aggiungere era di salutare anche la sorella Charlotte, che ha messo un simbolo di preghiera. Era giusto per anche dirti, sorella, grazie di averci ascoltato, che Dio ti benedica. Amen. Allora, cosa vi diciamo? Beh, salutiamo tutti, in particolare Serena. Esatto. Ecco, esatto. ciao Serena. Ciao. Buona settimana a tutti, cari ascoltatori, e a domenica prossima. A domenica Shalom. prossima.